Allora, devo parlare degli ultimi anni di Tina Modotti in Messico e della sua morte, e non posso non parlare anche di Vittorio Vitali, perché ci sono state delle versioni che hanno detto che Tina è stata assassinata dai suoi propri compagni, e naturalmente si riferiscono anche a Vitali. Allora, devo premettere che dopo l'apertura del muro di Berlino e dopo il crollo, la sparizione del mio paese, la DDR, mi sono avvicinata all'uomo senza faccia che era il capo dell'intelligence all'estero della famosa Stasi, del servizio segreto della DDR, Markus Wolf, e lui ha cercato attraverso i suoi contatti che ancora aveva a Mosca di vedere se nell'archivio del KGB c'era qualche riferenza a Vidali e a Tina o a Tina. Non so veramente se i suoi amici hanno cercato veramente, ma la risposta che abbiamo avuto è che non c'era niente. Vidali ha pensato e ha scritto nel suo diario intimo e non pubblicato che lui ha l'impressione di aver servito in parecchi momenti della sua vita per ordine del KGB come capro espiatorio per coprire un altro uomo che sì è stato molto importante nel lavoro del KGB, che si chiamava Josif Grigorievich, e che era l'uomo che era responsabile almeno per due delle cose che sono stati delle quali è stato accusato Vidali, che era l'assassinato di Andreonin in Spagna e l'assassinato di Trotsky in Messico. Grigorievich è stato partecipe dell'assassinato di Andreonin, è stato l'uomo che coordinava in Messico i due attentati alla vita di Trotsky. Ma veniamo al tema della vita di Tina dopo la sconfitta della Repubblica Spagnola. Con un passaporto spagnolo a nome di Carmen Ruiz Sánchez, rilasciato il 21 gennaio del 1939 a Barcellona, è valido per tutto il mondo, tranne l'Italia, Portogallo, Germania, Austria e Ungheria. Si può supponere che sono paesi dove Tina è stata per fare il lavoro per il Soccorso Rosso. Il 1 aprile del 1939 Tina Modotti si imbarcò sulla Queen Mary alla volta dell'America, circa 2 settimane dopo Vidali. Avevano passato un mese e mezzo a Parigi a organizzare aiuti per centinaia di migliaia di spagnoli e di brigatisti internazionali che erano stati stipati in campi allestiti in tutta fretta nella Francia meridionale e venivano sorvegliati come elementi pericolosi e persino come criminali. In seguito Vidali e Tina avevano ricevuto un nuovo incarico dal Comitato Esecutivo del Soccorso Rosso con sede a Mosca. Dovevano andare negli Stati Uniti non solo per organizzare l'assistenza agli esuli spagnoli, ma anche per costituire una nuova sezione del Soccorso Rosso a San Francisco che ne coordinasse nel futuro le attività nelle aree della costa del Pacifico e nell'estremo oriente. A differenza di Vidali, a Tina non le fu permesso sbarcare in territorio statunitense, nonostante il suo passaporto autentico. Questo si spiega forse con una denuncia che rivelava la sua vera identità. Ma chi poteva avere interesse a denunciarla? Questa domanda è rimasta fino ad oggi senza risposta. Tina dovette quindi continuare il viaggio verso il Messico, dove era ancora una persona non grata, indesiderata. Tutti i testimoni concordano sul fatto che nei primi mesi Tina visse letteralmente nascosta e in uno stato di angoscia e che rivelò il proprio indirizzo solo a pochi amici fidati. All'inizio viveva assieme a Vidali presso una coppia messicana, i Diaz de Cosío. Lui era da molto tempo collaboratore attivo del Comitato per gli aiuti ai profughi spagnoli e la sua moglie Isabel Carvajal sarebbe diventata, dopo la morte di Tina, la nuova sposa di Vittorio Vidali e la madre del suo figlio Carlos.
Isabel Carvajal ha lasciato una testimonianza che illustra lo stato d'animo di Tina in questi mesi. Temeva di essere scoperta e forse sottoposta a inchiesta. Cambiò anche la pettinatura e cambiò il modo di vestire. Sembrava sfinita, al limite del suo forse. Sembrava molto più vecchia di quanto non fosse e dicevano che era malata di cuore. Lei stessa non lo disse mai neanche a me. Rosa Luján de Traven, la vedova dello scrittore P. Traven, racconta che suo marito una volta incontrò per caso la sua vecchia amica Tina alla posta. Quando cercò di avvicinarsi per salutarla, lei gli fece capire a segni non avvicinarsi di telefono. Ci sono molti indizi che fanno pensare che fra maggio e giugno del 39 Tina sia uscita dal Messico e sia rimasta fuori per circa 3 mesi. Margarita Nelken, diputata delle Cortes spagnole e in quel tempo esiliata in Messico, racconta: Tina era andata in Svizzera o in un altro paese neutrale d'Europa per incarico del Soccorso Rosso per ottenere la liberazione dei rifugiati che erano prigionieri nei campi di concentramento. È molto probabile che il motivo di questo viaggio in Europa fosse stato un incontro di delegati del Soccorso Rosso di diversi paesi che ebbe luogo a Parigi il 21 maggio del 1939. L'ufficio, che sarebbe dovuto nascere a San Francisco, avrebbe avuto nel futuro una grande importanza e in quel momento non si era ancora persa la speranza che Tina potesse dirigerlo insieme a Vidali. Durante la sua permanenza negli Stati Uniti, Tina scoprì che sarebbe stato impossibile per lei e per Vidali svolgere in quel paese i compiti previsti. Non rimaneva altro che fare ritorno in Messico. Ma il Messico non era lo stesso paese che Tina aveva conosciuto e amato 15 anni prima. E anche nel Partito Comunista Messicano l'atmosfera era sempre più avvelenata. La notizia del patto fra Stalin e Hitler nell'agosto del 1939 scosse Tina profondamente e la indusse per la prima volta da quando era entrata nel partito a dichiarare apertamente la sua opposizione a una decisione dei comunisti. Io con Hitler mai. Nonostante tutto, Tina continuava a dedicare il suo tempo al lavoro di traduttrice e alle azioni di aiuto per i profughi spagnoli arrivati in Messico. Si sa che non rinnovò la tessera del Partito Comunista. Il motivo, oltre alla sua repulsa del patto Hitler-Stalin, risiede anche nel fatto che ella era ancora considerata ufficialmente persona non grata e che neanche dopo la legalizzazione del suo soggiorno por parte del presidente Cárdenas aveva il permesso di partecipare pubblicamente alla vita politica del paese. Normalmente Tina cercò di non essere vista o riconosciuta da vecchi amici. Tuttavia ogni tanto si vedeva con poche persone, fra cui la scrittrice tedesca Anna Seghers, che quando andava a visitare Tina e Vidali portava sempre con sé un pollo o qualsiasi cosa da mangiare. Quando nel gennaio del 40 morì il vecchio amico di Tina, il tedesco Alfons Goldschmidt, anche lui esule in Messico, Tina cercò in tutti i modi di essere d'aiuto alla vedova di Goldschmidt, Leni Kraul. Inoltre lavorava assieme a Miguel Ángel Velasco, responsabile del Partito Comunista per gli esuli politici, e si occupava fra l'altro degli orfani spagnoli e della madre di Luis Carlos Prestes, che viveva in Messico con la nipotina Anita. Occupandosi delle traduzioni, sicuramente Tina cercò di dimenticare che il Messico era profondamente cambiato, che vi erano divisioni laceranti fra gli immigrati politici, fra gli esuli spagnoli e nello stesso Partito Comunista, e che il movimento politico degli antifascisti era profondamente diviso. C'erano amiche ed amici che era meglio non vedere e con i quali l'amicizia non era più possibile a causa del conflitto fra i comunisti che obbedivano a Moscù e i trotskisti.
Nel mio testo pubblicato nel bel catalogo dell'attuale mostra Aristide a Udine parlo in dettaglio sulle circostanze dell'assassinato di Trotsky, ma questo convegno non mi dà il tempo per entrare più profondamente nel tema. Mi limito a dire che si deve ritenere che anche questi eventi abbiano contribuito alla decisione di Tina di mantenersi distante dai circoli comunisti. Forse lei, o sicuramente lei, non sapeva che al gruppo di emigrati tedeschi comunisti che vivevano in Messico fu raccomandato di rompere i contatti con Vidal e che tra la fine del 41 e l'inizio del 42 il gruppo tedesco aveva scoperto che la compagna Tina Modotti manteneva i vecchi contatti con la quinta colonna. Secondo l'uso corrente da quel tempo, quinta colonna significava o fascisti o trotskisti. Le poche persone che Tina frequentava formavano parte di un gruppo che si riuniva spesso in casa di Pablo Neruda. Ne faceva parte anche Anna Seger. Sua figlia mi ha scritto qualche anno fa di essere stata una grande ammiratrice di Carlos di Vidal, ma di non riuscire a ricordarsi di sua moglie. Un'altra prova di quanto Tina si tenesse in disparte e come cercasse di restare per quanto era possibile invisibile. Fra le poche persone che hanno rivisto Tina in quegli anni c'erano anche Manuel Álvarez Bravo e la sua moglie Dolores. Quando la vidi, raccontò Dolores a Elena Poniatowska, mi resi conto di quanto fosse invecchiata, sembrava esausta, era addolorata e come in perpetuo lutto. Era evidente quanto la vita l'avesse maltrattata. Emanuel Álvarez Bravo ricorda che un giorno Tina lo visitò nel suo studio. Citazione: bussarono. Andai a aprire e mi trovai Tina Modotti davanti alla porta. Entrò, chiacchierammo un po', poi io dissi: guarda, a te piaceva lavorare con la Graflex, ne ho una qui, ho anche una camera oscura, non vuoi riprendere? Rispose con una tristezza indicibile: no Manuel, no, ora non più. Il capodanno del 41 fu festeggiato a casa di Pablo Neruda. A mezzanotte latinoamericani, italiani, francesi, tedeschi, polacchi, svizzeri, cecoslovacchi, rumeni e spagnoli cantarono insieme l'Internazionale. La scrittrice francese Simone Théry ricorda così quella notte. Uscendo dalla casa di Pablo, Maria vide un vecchio messicano steso a terra presso una porta. La gente indifferente gli passava accanto, credendo si trattasse di un ubriaco. Maria però gli si avvicinò. Perché non va a casa? gli domandò. La sua famiglia sarà preoccupata. Non posso, rispose l'uomo, sono troppo debole. Allora, ancora all'alba, Maria andò all'ospedale generale a chiedere che ricoverassero l'infermo. Non è affar nostro, gli risposero. Noi siamo nell'ospedale d'emergenza. Rivolgetevi alla Croce Verde. Maria telefonò alla Croce Verde. Le risposero che non avevano letti disponibili, ma Maria non si arrese. Non andò a dormire finché non ottenne che trasportassero alla Croce Verde il povero uomo, che altrimenti certamente sarebbe morto di freddo sul lastrico. Quel vecchio non avrà mai saputo, come tanti altri, di dover la sua vita a Tina Modotti. Non saprà mai che 5 giorni dopo Tina Modotti arrivò cadavere in taxi all'ospedale generale, da dove venne trasportata pure lei alla Croce Verde. Tina infatti morì in un taxi per un improvviso attacco cardiaco, quasi non volesse causare disturbo a nessuno, discretamente come era vissuta. Le ultime ore di Tina si possono ricostruire senza lacune. Adelina Sendejas, per esempio, ricorda: in quel periodo si adoperava instancabilmente per i bambini spagnoli rifugiati in Messico. Per giorni e giorni aveva raccolto fondi per far loro dei regalini per il giorno della Epifania. La vigilia, la sera del 5 gennaio, mi chiamò e mi chiese se avessi voglia di aiutarla a preparare la festicciona.
La sera di quello stesso giorno, il 5 gennaio 1942, Tina e il suo compagno erano ospiti di Hannes Meyer, architetto della Bauhaus. Vidali dovette lasciare il gruppo abbastanza presto perché voleva finire di scrivere un articolo. Nacho Aguirre, amico di Tina dagli anni 20, ricorda che proprio quel giorno lui era tornato da un lungo soggiorno negli Stati Uniti e fu svegliato di sorpresa dal suo vicino Hannes Meyer. Citazione: Hannes mi invitò ad andare a trovarlo, disse che Tina Modotti era da lui e che avremmo potuto prendere un caffè. Stavamo a chiacchierare insieme del più e del meno quando a un certo punto Tina disse che si sentiva poco bene. Può darsi che all'inizio noi non l'abbiamo presa tanto sul serio. Comunque ripeté quello che aveva detto una o due volte. Poi si alzò e disse che preferiva tornare a casa e se le potevamo chiamare un taxi. Scesi con lei e fermai il primo taxi che passò. Ce la fai? Mi chiesi aiutandola a salire. Annui senza parlare. Fui l'ultimo a vederla viva. Tina diede al tassista l'indirizzo dell'ospedale generale, che era proprio di fronte a casa sua. Poco dopo il tassista sentì che la donna nel sedile posteriore si lamentava sommessamente. Vide che aveva rovesciato indietro la testa e si allarmò. Raggiunse a tutta velocità l'indirizzo richiesto e disse: «Signora, ci siamo». Quando vide che Tina non accennava a scendere, si alzò e aprì lo sportello di dietro, ripetendo: «Signora, siamo arrivati». Poi avvertì i medici, ma era troppo tardi. Gli dissero di portare la donna morta alla Croce Verde. Una delle persone che videro Tina morta fu Adelina Zendekat. Citazione: Tina giaceva sulla stessa lastra di pietra sulla quale 13 anni prima avevo visto Julio Antonio Meia morto. Era nuda, completamente nuda, e tutti potevano vedere il suo corpo che era ancora così perfetto. Sul suo viso c'era come una serenità e il mio primo pensiero fu che finalmente aveva trovato pace. Mentre gli amici vegliavano la salma di Tina in una camera ardente di ultima categoria, la stampa messicana scatenò, come già 13 anni prima, una feroce campagna, cercando di colpire i comunisti nella persona di Tina, che tutti amavano e rispettavano. Oltre a insinuare il sospetto che Vidali avesse avvelenato la sua compagna, vedevano persino il dubbio che fosse stata malata di cuore. Visto che le dicerie sull'inspiegabile e misteriosa morte di Tina non accennavano a soppirsi neanche dopo anni, nel 1948 il fratello di Tina, Benvenuto, che viveva negli Stati Uniti, volle intervenire sulla questione e fece pubblicare sulla rivista italo-americana L'Unità del Popolo la seguente dichiarazione: «Sono il fratello di Tina Modotti. Mia sorella ha fatto la guerra di Spagna ed è riuscita a salvarsi. È venuta qui per 2 mesi e sarebbe voluta restare, ma il governo non glielo permise. Una sera, non lo dimenticherò mai, salutò dicendo addio. Perché dici addio e non arrivederci, gli chiesi. Impossibile, rispose, sono già morta. Lassù in Messico non sopravviverò a lungo. Aveva un grave disturbo al cuore e ne è morta. Chi dicesse il contrario è un bugiardo. Dico solo la verità su mia sorella, non condivido le opinioni politiche di Vidali, ma la verità sulla morte di mia sorella è quella che ho detto». Fine citazione. Ma se Benvenuto pensava che con questa dichiarazione avrebbe messo un punto finale sulla discussione intorno alla morte di Tina, si sbagliava. Questa disputa non finì neanche con la dissoluzione del campo socialista e di tanti partiti comunisti dopo il 89. Si potrebbe anche capire che in quei tempi lontani, quando il conflitto fra comunisti e anticomunisti e fra comunisti moscoviti e trotskisti era al suo punto più caldo, questa disputa abbia potuto essere strumentalizzata con qualche misero vantaggio, ma è molto difficile comprendere come ancora oggi
Ci possano essere biografi di Tina che, anche quando riproducono le parole di Benvenuto Modotti, omettono proprio la frase che si riferisce alla sua malattia di cuore, o che sostengono che non ci sia mai stata un'autopsia sul corpo di Tina. Da più di 20 anni ormai, e precisamente nel 1993, Margaret Brooks ha pubblicato nella sua biografia di Tina Modotti i risultati dell'autopsia, firmati da 2 medici legali messicani che attestano un ferimento organico del suo cuore. Nel febbraio del 1942 gli amici di Tina pubblicarono in Messico un prezioso libricino che conteneva i loro ricordi di Tina. Fra quei ricordi c'è anche un testo scritto da Anna Seger, che voglio riprodurre per concludere questo contributo. I nostri amici affermano che Tina è morta. Non ho forse visto io stessa con i miei occhi a comprova la terra versata sulla sua sepoltura? Non ho visto io stessa per l'ultima volta il suo volto nel feretro, quel terribile e inesorabile veicolo, il piccolo volto di Tina silente e tranquillo? Però Tina era sempre tranquilla. Perciò mi sembra ora che soltanto il suo silenzio sia un po' più consistente. Perciò ho l'impressione che la vedrò ancora, forse quest'anno o entro qualche anno, come usiamo incontrarci noi all'improvviso in qualche strada piena di agitazione, in qualche città del vecchio e del nuovo mondo, nelle file organizzate di una manifestazione, lei tranquilla e silenziosa, o all'interno di una tipografia o in un'assemblea una notte qualsiasi. Certamente essa sarà seduta un giorno, tranquilla e pallida, in un angolo della nave che ci ricondurrà alle nostre patrie. Sì, dunque, quando i muti parleranno, sì, quando i ciechi vedranno, sì, quando gli ultimi saranno i primi, sì, dunque, quando i nostri morti risusciteranno, la sua ombra piccola, silenziosa e fedele, Tina sarà salutata con giubilo dal suo popolo. Per scrivere il romanzo Tinissima ho fatto ricerche per anni, intervistando uomini e donne che avevano conosciuto Tina Modotti in Messico, a Cuba, in Italia e in Spagna. Durante un soggiorno a Trieste dal 16 al 21 settembre dell'81 ho intervistato Vittorio Vidali, alias Carlos Contreras, il suo ultimo amante, un'intervista lunga 287 pagine. Ho intervistato anche altri personaggi importanti, quali Manuel e Lola Álvarez Bravo, Fernando Gamboa, Gabriel Fernández Ledesma, Yolanda Magrini, sorella di Tina, Carlos Mérida, Angélica Arenal de Siqueiros, Isabel Carvajal, moglie di Vidali, Ninfa Santos, il leader operaio Rafael Carrillo, Fausto Pomar, Miguel Ángel Velasco, il grande filosofo spagnolo Adolfo Sánchez Vázquez, i fratelli Mayo, giunti in Messico dalla Spagna, i quali gestivano la migliore agenzia fotografica degli anni 40 e 50, il pittore Pablo Higgins, Ignacio Aguirre, amico di Enrique Bresson, Maximo Pacheco, Rosa Elena Luján, moglie del romanziere Travel, e altri ancora. Tutto questo materiale è servito come base per la composizione dei capitoli di Tinissima. È stato fondamentale anche la lettura dei saggi storici che facevano riferimento agli anni 20 in Messico, tra cui Los Años del Águila, del francese Claude Feld, Ídolos tras los altares, di Anita Brenner, la collezione Mexican Folkways di Francis Tour, Forma di Gabriel Fernández Ledesma e molti volumi dedicati alla guerra di Spagna, che ha suscitato l'interesse di importanti studiosi quali Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Pierre Vilar, Gerald Brennan, Barnett Pollotzen, Raymond Carr e i classici Pierre Bruet ed Émile Téminet. I primi anni sono decisivi poiché marchiano una persona a vita. Tina lavorò fin da bambina, la sua famiglia pativa la fame. Per questo motivo, quando Tina arrivò in Messico, si identificò col nostro grande paese, miserabile e meraviglioso. Un aneddoto sulla povertà della sua famiglia racconta che, diversamente dai loro vicini di casa che andavano la domenica al porto di Trieste per vedere il mare, i Modotti non poterono mai portare i loro figli a Trieste e Tina conobbe il mare soltanto a 16 anni, quando emigrò negli Stati Uniti.
Di tutte le donne della famiglia, Gioconda fu l'unica che concepì un figlio, Tullio, che Tina si volle portare in Messico tra il 1928 e il 1929. A quanto pare le altre Modotti erano sterili. È risaputo anche che le Modotti morirono per problemi cardiaci e nessuna in età avanzata. Si è anche detto che la morte di Tina in Messico nel 1942 sia dovuta a un omicidio, o che potrebbe essere stata avvelenata in casa di Hannes Meyer, l'incisore tedesco che quella sera l'aveva invitata a cena insieme ad un gruppo di amici. Come scrissero i giornali, gli stalinisti, soprattutto il temibile Vittorio Vidali, comandante Carlos del V Reggimento, potevano averla eliminata perché sapeva troppo. Enea Sormenti, alias Vittorio Vidali, il suo compagno durante gli ultimi 9 anni della sua vita, fu accusato di essere stato l'autore materiale del delitto, così come avvenne anche per l'omicidio di Julio Antonio Medja, il terzo amante di Tina, il quale il 10 febbraio 1929, mentre rincasava al braccio della Modotti in via Abraham González, fu vittima di un agguato armato che lo lasciò steso sul marciapiede senza vita. 12 anni dopo, quando Tina fu ritrovata morta su di un taxi, i troxisti accusarono pubblicamente Vittorio Vidali di averla uccisa. Se Tina conobbe la fame e la penuria quando era bambina, la sua situazione cambiò radicalmente dopo i primi anni negli Stati Uniti. Giuseppe Modotti, come molti dei poveri immigrati italiani, decise che l'unica soluzione per sé e per la propria famiglia era fare l'America. Viaggiò dapprima con la figlia più grande, Mercedes. Un po' alla volta riuscì a garantire a tutti il viaggio in nave, prima alla moglie e poi agli altri figli. Tina Modotti attraversò l'oceano nel 1913 in una nave colma di rifugiati che una volta sbarcati venivano sistemati a Ellis Island. Sua madre e i suoi fratelli vivevano già a San Francisco e lì, in quella città con quel porto così affascinante, Tina iniziò a lavorare in una fabbrica tessile come sarta. Fin da bambina aveva imparato a cucire e a lavorare senza sosta. Per lei essere una grande lavoratrice è sempre stato motivo di grande orgoglio. Dopo le ore in fabbrica, Tina incominciò a recitare nelle filodrammatiche, i teatri degli operai italiani in San Francisco. Un po' alla volta Tina iniziò a migliorare la situazione economica della propria famiglia e nel 1915, 2 anni dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, durante una visita all'esposizione Pan Pacific insieme a Mercedes, conobbe il poeta Roubaix della Bririci, il quale si innamorò di lei. La sua casa a Los Angeles divenne un punto di ritrovo per gli altri bohemian di San Francisco. Nella sua casa a Los Angeles, Tina non solo posò per lui come modella, ma lo aiutò a stampare batiks. Come robot, Tina nutriva un grande interesse per la produzione artistica. Negli anni 20 Hollywood era una mecca, il punto di maggiore interesse a Los Angeles, e anche Tina rispose al suo richiamo. Venne scritturata e interpretò diversi ruoli in film come The Tiger's Coat, ma non emerse mai del tutto. Veniva scelta per interpretare ruoli quali la zingara col coltello tra i denti o una donna latina, messicana, figlia di indios, desiderosa di emanciparsi socialmente e di sposare un buon partito. Nell'ambiente bohemien, creato da John Cooper Powys, Tina conobbe l'uomo che avrebbe rappresentato il punto di svolta della sua carriera, il fotografo Edward Weston. Oserei dire che Tina non sarebbe mai diventata Tina Modotti senza Edward Weston, perché senza ombra di dubbio non sarebbe mai diventata una fotografa. E nonostante l'aura romantica che circonda la sua vita, ciò che le permette di realizzarsi artisticamente è la fotografia. Vittorio Vidali, l'unico amante ancora in vita di Tina con cui potei conversare a Trieste nel 1981, criticò sempre tutti i precedenti amanti della sua Tina. Per lui una donna normale, niente di più né niente di meno di tante altre donne. Di Robo, il primo, disse che soffriva di tubercolosi e che il loro amore era platonico. Di Javier Guerrero, che era un indio taciturno identico a un idolo di pietra, del quale non capì mai che cosa avesse attratto l'interesse di Tina Modotti. E di Edward Weston non disse nient'altro che un nevrastenico. In un bar di Trieste con vista sul mare mi commossi dinanzi a quell'uomo, cui mancavano ormai pochi anni di vita, il quale a 40 anni di distanza si ingelosiva, negando quel detto che di solito è la consolazione dei mariti: lo che no fue en tu año, no fue en tu daño. Quello che c'è stato prima di te non ha importanza. Guardai divertita Vidali che parlava male di coloro che lo avevano preceduto e quando si accorse del mio mezzo sorriso mi riprese come fossi stata una bambina. E tu cosa ridi? Piuttosto finisci di mangiare il tuo gelato.
Tina visse in Messico il periodo fondamentale della sua vita amorosa e artistica. Le sue fotografie descrivono il Messico e sono messicane. Fuori dal Messico non scattò quasi nessuna fotografia, ad eccezione di un paio in Germania di cui pare non vi sia certezza se le ha scattate lei, e che di certo non superano la sua produzione messicana. Per quanto riguarda l'amore, in Messico Tina visse con Weston, poi con il muralista e incisore Javier Guerrero e in seguito con Julio Antonio Media, fino a 4 mesi prima del suo omicidio. Tuttavia Tina non può essere interpretata attraverso i suoi amanti e, come è stato detto in altre occasioni, Tina ebbe sempre ben chiaro in mente ciò che voleva fare. Credo inoltre, come disse Maria Felix di se stessa, che fu lei a scegliere i suoi uomini, non il contrario. Robo perché era un personaggio romantico ed etereo che non apparteneva a questo mondo. Weston per un'ammirazione che sconfinava nella deferenza. Tina credeva nell'arte, nel poter vivere di e per l'arte. Javier Guerrero poiché mise nelle sue mani un paese che l'affascinava, il Messico, e un'ideologia che le permetteva di smettere di galleggiare nella stratosfera e di scendere sulla terra. Julio Media perché era l'incarnazione stessa della lotta contro l'imperialismo, e Vittorio Vidali perché le circostanze delle loro vite erano le stesse. L'amore con Media durò 3 mesi, per cui fu il migliore, quello che la rese più felice. Tina rinunciò deliberatamente alla fotografia, fu sua la scelta di rinunciare a mettersi in mostra, a spiccare. Con Weston Tina si sente completa, lui la fa sentire completa, e anche il Messico, il paese che lei, Tina, può offrirgli in dono, perché Tina è la sua guida, quella che conosce, quella che impara molto presto a parlare spagnolo, quella che comunica, quella che seduce. Donare un paese all'uomo amato è un regalo che si aggiunge all'offerta di sé in anima e corpo. Bellissima, energica, attiva, Tina apre tutte le porte, la cercano, la invitano, la desiderano. Tina non è mai stata così felice e non si è mai sentita così completa. Per Weston, Tina è il Messico, perché è lei a presentarlo in giro, lo conduce per mano, gli mostra il patrimonio di una terra alla quale lei sente di appartenere. Tina vive in un perenne stato di euforia. Tina ha il Messico nel sangue, si identifica con il Messico perché le ricorda Udine. Il suo amore per Weston è uguale al suo amore per il Messico. Per 6 anni Tina vive felice. In un poema Borges scrive che non essere felici è il peggior peccato che si possa commettere. E Tina sa di essere felice, lo sa e custodisce il suo stato di grazia. Quando Weston se ne va, lei conosce Javier Guerrero, pittore, incisore, editore della rivista Il Macete, impegnato nella causa comunista, un altro tipo di uomo per un altro tipo di felicità. E la vita di Tina cambia completamente. Dopo l'omicidio di Julio Antonio Media, Tina non permette che la distruggano, tuttavia è evidente che in meno di 5 giorni la stampa messicana fa a pezzi la sua reputazione. Le foto in cui appare nuda si pubblicano sui giornali, assieme alle sue lettere d'amore, le sue liste della spesa al mercato, i suoi documenti e persino quelli di Media. Si scatena contro di lei la peggior campagna diffamatoria possibile contro un essere umano e nessuno sa come difenderla, tranne forse il pittore Diego Rivera, che ne segue le vicende meglio di quanto facciano i membri del Partito Comunista, fino ad autoproclamarsi d'ufficio il suo avvocato difensore. La sua rumorosa presenza in tribunale attira ogni giorno una folla di curiosi. Dal 1929 l'OVRA, la polizia fascista, iniziò a seguire le attività politiche di Tina e a schedarle in un lungo fascicolo. I funzionari dell'ambasciata d'Italia in Messico la tenevano d'occhio. Tina partecipò sempre di più alla lotta politica del Partito Comunista, non solo collaborando a Il Macete con le sue fotografie e le sue traduzioni, ma anche parlando in pubblico, come fece durante un comizio in omaggio a Julio Antonio Media a 1 mese dall'omicidio del giovane leader cubano. Quando in Italia, a Perugia, venne assassinato l'operaio Gastone Sozzi, Tina, assieme ad Enea Sormenti, pseudonimo sotto il quale si nascondeva Vittorio Vidali, prese la parola in sua difesa in alcuni comizi pubblici. Ormai non era più solo schedata dal Ministero degli Interni e dalla polizia messicana, ma anche dalla polizia fascista italiana che operava in Messico. È con l'omicidio di Media che Tina acquisisce la piena consapevolezza di cosa significhi essere una militante comunista ed è allora che inizia a militare in modo febbrile, vuole recuperare il tempo perduto. Si sente in colpa per la sua vita precedente, le sue vecchie amicizie, la vanità dei suoi costumi e legge senza sosta, lavorando 14 ore al giorno. La cosa che più desidera da quel momento in poi è essere una brava comunista.
Tina Modotti fu espulsa dal Messico nel 1930 con l'accusa di aver preso parte a un complotto comunista che aveva intenzione di uccidere il presidente Pascual Ortiz Rubio. Inoltre le sue frequentazioni. È amica di molti seguaci di José Vasconcelos, che si ritrovano in carcere nello stesso periodo, Juan de la Cabada, Carlos Pellicer e molti altri compagni comunisti. Come successe ad altri comunisti stranieri, dopo qualche giorno di carcere il Ministero degli Interni concede a Tina 72 ore di tempo per ordinare tutte le sue cose e lasciare il paese. Tina salpa per la Germania sulla nave olandese Edam. Sulla stessa Edam si imbarca anche Enea Sormenti, un compagno italiano, amico di Tina e dirigente comunista internazionale. Sulla nave Sormenti rivela a Tina che il suo vero nome è Vittorio Vidali e le offre aiuto. Tina potrebbe andare a Mosca con lui. Tina ha però deciso di recarsi in Germania e pensa solo a scrivere lunghe lettere a Western. Conosce bene la rivista Arbeiter Illustrierte Zeitung, Willy Mutzenberg ha pubblicato foto sue e di sicuro a Berlino troverà lavoro. E invece Tina si sente fuori luogo di fronte alla nuova realtà berlinese, quella delle macchine fotografiche portatili che pullulano e con le quali chiunque da un giorno all'altro può diventare un fotografo. Tina, che ha sempre fotografato con la sua pesante Graflex e ha atteso per ore la luce esatta dinanzi alla lente, si sente superata, sente che può fare ben poco nell'ambito del fotogiornalismo o della fotografia di reportage. Neanche la Germania risponde all'idea del paese che lei si era fatta, così poco aperta al socialismo. Quando Vittorio Vidali ritorna in Germania, la trova in uno stato d'animo, in una situazione economica pessimi. Solo Lotte Jacobi le aveva proposto di pubblicare sue fotografie. L'ostinazione di Tina a rimanere in Germania, dove a malapena può scattare delle fotografie, non ha più senso. L'unica via di uscita è andare in Unione Sovietica, come le ha proposto Vittorio Vidali. Vidali le assicura che c'è bisogno di lei all'interno del Soccorso Rosso Internazionale. Per Tina sentirsi utile è un imperativo, essere necessaria, indispensabile, servire a qualcosa o a qualcuno. Nella fotografia non c'è bisogno di lei. In Germania ci sono già migliaia di fotografie, cumuli e cumuli di rullini. In Germania, inoltre, non sentì mai il bisogno di fotografare, non trovò nulla di attraente per le strade, non era attratta né dai bambini, né dagli anziani, né dai muri delle case, né dalle situazioni, niente. Inoltre non c'era il sole. Le donne sono meteoropatiche, sentono l'influsso della luna, ma ne risentono soprattutto quando manca il sole. Il bel tempo ci è vitale. Tina arriva in un paese freddo e triste e decide di cambiarlo per un altro, l'Unione Sovietica. A Mosca, mentre la dirigente del Soccorso Rosso Internazionale, Yelena Stasova, la trasforma in uno dei suoi componenti più essenziali, Tina, quasi per inerzia e dopo essere stata rifiutata da Javier Guerrero, fa vita in comune con Vidali. La sua sorte è segnata al fianco di Vidali, sarà il suo compagno sino al giorno della sua morte. Tina lavora all'interno del partito accanto a Vittorio, lo chiama Toietto. Secondo Vidali, dal 1930 Tina diventa più fanatica di lui, più filosovietica di lui ed è disposta persino a entrare nel gruppo di spionaggio di Richard Sorge, che lavora in Cina. Tina si fa notare molto presto grazie al suo atteggiamento modesto e semplice, la sua capacità organizzativa e la sua obbedienza. Per la sua conoscenza delle lingue, per la facilità con cui si adatta a qualsiasi situazione, è incaricata di varie missioni: attraversare frontiere, trasferire e consegnare documenti, salvacondotti, denaro, passaporti a perseguitati politici di altri paesi e di condurli in Unione Sovietica, rifugio e faro di luce per gli esiliati e perseguitati politici di tutto il mondo. Tina viaggia al servizio e agli ordini del Soccorso Rosso Internazionale. Tina tiene anche delle conferenze in tedesco nelle fabbriche e scrive articoli per alcune riviste sovietiche, soprattutto per una dedicata ai lavoratori messicani. Lavora in maniera febbrile, senza pensare a se stessa, quasi come si volesse consumare. Il suo aspetto fisico è ciò che le importa di meno. Si stringe i capelli in uno chignon, non si trucca mai, non si guarda più allo specchio. Si sente onorata di poter essere utile e del fatto che i russi l'accettino e si fidino di lei. Sia lei sia Vidali compiono missioni per il Partito Comunista Sovietico e sono considerati degli importanti elementi di contatto. Vidali perché ha una sfacciataggine e un'affabilità poco comuni. Tina perché è discreta, nessuno la conosce e perciò riesce a passare inosservata. Tina aiuta Vidali nella campagna a favore della liberazione del leader bulgaro Georgi Dimitrov, accusato di aver incendiato il Reichstag. Inviata a Parigi con Vidali, Tina si occupa dell'ufficio stampa clandestino. Ha rinunciato a una vita privata, a una vita affettiva, a mantenersi giovane, a curare il suo corpo. L'unico vezzo al quale non rinuncia mai è la sigaretta. Nel 1936 scoppia la guerra di Spagna.
Vidali, commissario politico inviato direttamente dal Cominter, diventa il comandante Carlos Contreras, fonda con Enrique Lister il V Reggimento, il migliore di tutti i distaccamenti repubblicani in guerra. In Spagna Tina smette di essere Tina, uccide quel poco che resta della Tina precedente e diventa la camarada Maria. Vidali, trasformato nel comandante Carlos, si rivolge a ring e ai militanti e ha un'incredibile capacità di aggregazione. Nessuno o quasi nessuno sa che Vidali non è spagnolo. L'italiano parla spagnolo in maniera fluida e simpatico, allena i soldati, le sue qualità di leader sono indiscusse. Al servizio dell'Unione Sovietica nella difesa di Madrid tra il 1936 e il 1939, Vidali vive forse gli anni più eroici della sua vita. Se per Tina quelli sono anni di dolore, per Vidali sono decisivi, perché in guerra affila tutte le armi della lotta politica. Può imporsi e comandare gli altri a suo piacimento. La causa antifascista è mondiale, universale, ed è la sua causa. Mai prima, nel corso della sua vita, l'energia vitale era stata così intensa. Convince chiunque ogni volta che apre la bocca, sicuro di sé, lo è sempre stato, fa innamorare altre donne, tra cui Matilde Landa, commissaria politica dell'Hospital Obrero. In realtà Tina e Vittorio hanno fatto poca vita in comune, sia in Unione Sovietica sia a Parigi. Anno dopo anno, a partire dal momento in cui si ritrovarono a Mosca, vennero separati dalle missioni e dalle responsabilità. Durante la guerra si ritrovano presso il quartel de Cuatro Caminos a Francos Rodriguez. Vidali si concede pienamente la guerra, mentre Tina si offre di accompagnare il medico canadese Norman Bethune nell'impresa di organizzare il primo servizio di trasfusione di sangue in trincea. Sua madre è morta, non ha più rivisto i fratelli tranne Benvenuto a Città del Messico dopo la morte di Media. Tina è invecchiata e sente di essere ammalata. Ad ogni nuovo bombardamento, ad ogni nuovo massacro, il suo cuore ne risente. Mentre Vidali è oggetto di critiche, tutti cercano Tina, tutti vogliono essere affidati alle sue mani generose. È disposta ad aiutare gli altri perfino a scapito della propria vita. Sembra che non le importi di morire, l'unica cosa che desidera è servire la causa. Basta leggere ciò che hanno scritto di lei coloro che la conobbero durante la guerra di Spagna. Parlano della camarada Maria come di una donna dolce, remissiva, umile ed eroica. Anna Segers ricorda il suo piccolo viso taciturno. Tutte le simpatie sono per Tina. Il comandante Enrique Castro Delgado, il quale ad esempio non stima Vidali, considera Tina un pezzo di pane. La giornalista e scrittrice francese Simone Terry scrisse: "Rividi Maria in Spagna durante la guerra perché lei era lì, in Spagna, dove le tragedie erano più grandi, il pericolo più vicino. Dopo il 19 luglio 1936 si presentò all'Hospital Obrero, abbandonato dai medici fascisti e dalle infermiere religiose. In un batter d'occhio riorganizzò l'ospedale per curare i miliziani. Non dimenticherò mai l'arrivo dei primi miliziani feriti", mi disse Maria una settimana prima di morire. Non aggiunse altro, ma vidi come il suo volto si alterava evocando quella prima immagine della guerra. Fine della citazione. 3 anni atroci di guerra minano definitivamente la salute di Tina. La sua devozione diviene quasi suicida. La sconfitta della Repubblica è la sua sconfitta. Nel romanzo Tinissima, Tina scompare un po' durante gli anni della guerra civile, lasciando la scena alle brigate internazionali, i combattenti, la personalità di Vittorio Vidali, perfino quella dei delegati inviati al convegno della cultura di Valencia. Tina ormai non ha più lo stesso slancio, le sue lotte, i suoi entusiasmi, la sua generosità, i suoi ideali si sono offuscati. Nel 1939, quando la guerra finisce, la sconfitta ingigantisce il suo dolore e la sua tristezza. Non riesce a uscire dall'abbattimento. Così come le scrisse Baltasar Dromundo molti anni prima, Tina coltiva la propria sconfitta e questa ora la pervade. Vidali non è un compagno solidale o presente. Tina lo annoia e lo deprime. Tina decide di andare negli Stati Uniti ad aiutare i repubblicani, ma a New York non la lasciano scendere dalla nave. Per cui si avvera ciò che lei teme più di ogni altra cosa: andare in Messico sotto falso nome e ricongiungersi con Vidali. Dovrà darsi alla clandestinità, nessuno dovrà riconoscerla, nessuno dovrà denunciarne la presenza nel Messico che l'aveva espulsa 9 anni prima. Sebbene fosse difficile riconoscerla da quanto era invecchiata, in Messico Tina vive nascosta. Ha poco più di 40 anni, è delusa e il suo viso è stanco, non conserva nulla della vitalità precedente. I suoi occhi non brillano più e la sua espressione è triste. Non vuole essere vista né che si sappia chi è, né che si voltino a guardarla, vuole semplicemente essere lasciata in pace. Vittorio lavora per il giornale Il Popular ed è diventato molto amico di Vicente Lombardo Toledano. Il Messico sta cambiando.
Tina traduce e con la sua macchina per scrivere ricopia in bella gli articoli di Vittorio per El Popular. Entrambi sono in contatto con gli esiliati presenti in Messico, gli spagnoli, i latinoamericani, gli europei e gli antifascisti che si sono rifugiati qui, tra cui Pablo Neruda. Tina vorrebbe ad esempio andare a Cuba. Visita di nuovo qualche stato della Repubblica Messicana, tra cui Jalisco, il che l'aiuta a distrarsi e risollevarsi un po'. A mezzanotte del 5 gennaio 1942 Tina Modotti muore a bordo del taxi che la portava a casa, in via Dr. Balmis, vicino all'ospedale generale. La sua scomparsa addolora tutti. Vittorio Vidali si sente in colpa. I comunisti e i rifugiati spagnoli le rendono omaggio tra le accuse e gli insulti della stampa. Pablo Neruda pubblica una poesia sui giornali. Tina Modotti, sorella, tu non dormi. No, non dormi. Forse il tuo cuore sente crescere la rosa. La vita di Tina Modotti è già di per sé un romanzo solo a raccontarla. Perciò in Tinissima non ho cercato solo di raccontarla, ma di rispecchiare un'epoca, quella del Messico degli anni '20, dopo la rivoluzione, quando i muralisti, gli scrittori e i pensatori si proposero di forgiare una nazione nuova e di insegnare ai messicani a sentirsi orgogliosi sia della loro rivoluzione precedente a quella russa, sia del loro passato indigeno. Era l'obiettivo di Orozco, Rivera e Siqueiros, quando hanno deciso di raccontare al popolo messicano la propria storia dipingendola su chilometri di pareti. Mi sembra significativo che Tinissima compaia proprio ora, quando il comunismo è morto, l'Unione Sovietica è stata smembrata, le atrocità dello stalinismo e dei campi di lavoro forzato in Siberia sono stati denunciati e le utopie ci sembrano ormai svanite. Un romanzo che recupera gli eroismi della guerra civile, quelli del Messico post-rivoluzionario e le figure di uomini e di donne teneri e violenti, la cui condotta è irripetibile, perché le guerre, per fortuna, ormai non sono più corpo a corpo. La voluttuosità è stata computerizzata e gli oracoli annunciano il futuro dagli schermi televisivi. Oggi la capacità di pensare e di riflettere ha più a che fare con la cibernetica e con l'informatica che con gli impulsi segreti di ogni uomo e di ogni donna. Ora l'intera umanità dipende dall'ordine di schiacciare un bottone e la fine stavolta sarà davvero definitiva. Nonostante la sconfitta finale di Tina Modotti, in Tinissima ci sono altri messaggi: l'amore e l'odio incarnati da Vittorio Vidali, il comandante Carlos, e la natura meravigliosa di un immenso paese, pieno di contraddizioni, di corruzione, di sofferenza e di persecuzioni, ma soprattutto di luoghi e di storie ancora da scoprire. Il Messico è un paese all'interno di un continente che, nonostante la sua miseria, può ancora contribuire con un apporto vitale al destino dell'intera umanità. Dunque, i lineamenti del processo di riscoperta di Tina a livello internazionale, i lineamenti sono piuttosto noti. Fondamentalmente entrano in gioco un paio di persone e 2 o 3 famosi convegni, mostre. Le persone sono Vittorio Vidali, Emile Constantin e le mostre sono quella del 77 al MoMA, poi quella a Londra nell'82 che sarà portata alla Grey Gallery a New York l'anno seguente. Vidali entra in gioco perché fornisce fotografie per quella mostra di Londra tra Tina che contrappone, anzi che accosta Tina e Kahlo. Vidali aiuta la Constantin aiuta la mostra del MoMA del 77 e questi sono i lineamenti generali della riscoperta di Tina a livello internazionale nelle capitali culturali di New York e Londra negli anni 70. Ecco, quello che farò in questa relazione è di usare scritti di diari e di lettere con una specie di lente di ingrandimento per vedere più da vicino questo processo. In questo modo appariranno altre persone, oltre a quelle 2 che ho nominato, e si vedrà che il processo non è così lineare, così semplice, ma ha avuto battute d'arresto, ripensamenti, cambiamenti di opinione. In pratica, durante l'esposizione farò spesso riferimento a materiali presenti nella mostra, in particolare in quella bacheca orizzontale che c'è subito all'inizio, che contiene i materiali che ho messo a disposizione di questa esibizione, e farò riferimento ad una relazione molto più ampia che non tento nemmeno di
riassumere in questa sede e di cui mi limiterò a presentare alcuni punti. Se qualcuno è interessato a leggersi quel paper, se lo prende, ci sono una trentina di copie, quindi lì ci sono tutti gli approfondimenti che non posso fare in questa sede per limiti di tempo. Allora, se si guarda più da vicino questa lente di ingrandimento metaforica a questi processi, si incontra innanzitutto una persona, Yolanda Modotti, che è la sorella di Tina, che è vissuta è nata nel 1901 e morta nel 91, è quella che è più a lungo sopravvissuta, di 50 anni in pratica. E perché occuparsi di Yolanda Modotti? Ma per due ragioni. È stata punto di riferimento, essendo l'unica sopravvissuta della famiglia, per molti biografi di Tina. Alcuni hanno soltanto tentato di mettersi in contatto con lei senza riuscirvi. Proprio a margine di questo convegno ho presentato alla professoressa Cristiana le sue lettere con cui lei tentava di mettersi in contatto con Yolanda, ma non ci è riuscita perché era diventata sospettosa, e vedremo le ragioni di questo. Quindi è stato un punto di riferimento per vari biografi. Inoltre, come vedremo, ha avuto un ruolo molto importante nella riscoperta di Tina, proprio nelle fasi iniziali. Sto lavorando, tentando di fare una biografia di questa donna che ha avuto una vita molto interessante, e spero di farcela, specialmente se riuscirò a mettere le mani sul file dell'FBI che contiene molte informazioni. Qui riassumo brevissimamente la sua vita, lunga vita, in 4 periodi. Fino al 1920 è rimasto in Italia, dove ha condiviso le privazioni della famiglia. Tra l'altro ho scoperto che era stata mandata al Lido di Venezia a curarsi di un'incipiente malattia polmonare, forse una tubercolosi. Quindi periodo di miseria. Dal 20 al 34-35 è stata in California, quindi ho avuto contatti con la sorella in California, primo marito, incontro col secondo marito, col quale andrà nel 1935, mandato lui dal Partito Comunista a New York, e lo seguirà a New York. Terzo periodo, il periodo più duro della sua vita, dal 1935 al 1941-1942, a New York, dove tra l'altro si separerà definitivamente di questo secondo marito, tenterà di andare in Spagna ma non riuscirà ad andarci. Ecco, l'evento importante è stata la sua militanza del Partito Comunista e l'essere stata sfiorata da uno dei casi più celebri del maccartismo, dei processi degli anni 50, e cioè il caso Hiss-Chambers. Rischierà veramente di perdere la naturalizzazione americana e di essere espulsa. L'FBI comincerà a seguirla e questo avrà delle conseguenze pesanti nella sua vita. Il terzo e l'ultimo periodo è dal 41-42 fino alla fine a Los Angeles, dove farà sua la svolta brauderiana del Partito Comunista, che si era sciolto al Vaticano, proponendosi di lavorare all'interno della società. Lei lo farà a suo modo, dandosi da fare molto per il Partito Democratico, registrando elettori, e qui ci sono in mostra una lettera di ringraziamento di Kennedy per il lavoro nella sua campagna elettorale, un altro diploma che gli fu assegnato dal sindaco di Los Angeles una ventina d'anni dopo. Ecco, morirà nel 91 dopo essere stata colpita, tra l'altro, dall'Alzheimer. Ecco, tutta la storia della riscoperta comincia nel 71 fondamentalmente, con 2 azioni sinergiche, indipendenti ma sinergiche. Quella del circolo Ezio Mauro, che viene dal circolo Ezio Mauro, con Vidali che stimola Tofoletti, che poi produrrà Garibaldini artista nel 73, e dall'altra parte Czarkowski, il capo del Dipartimento di Fotografia al MoMA, che chiede l'aiuto della Constantin, che non si è mai interessata di fotografia. Lei si interesserà di fotografia dopo aver pubblicato i lavori su Tina, ma conosceva il Messico
e per questo era una titolata. Tra l'altro l'aveva conosciuto anche personalmente, l'unica biografa sia Vidali che Tina Modotti, l'unica biografa a conoscere anche Tina Modotti. Ecco, questa Constantine, loro due, la Constantine, una delle prime cose che fa va da Vidali le dà dei materiali, di cui lei lo ringrazia nella sua biografia di Tina, e Vidali la manda da Yolanda. Anche Yolanda le darà dei materiali. Possiamo seguire questo evento, questo primo incontro nel 73, è molto importante tra Yolanda e la Constantine, perché nei suoi diari le scrive: questa mi ha chiesto un appuntamento, e poi nota il giorno in cui questo si verifica, persone eccezionali, molto contento di aver vista questa Constantine e sua figlia Judith. Ecco, in seguito modererà gli entusiasmi. Fatto sta che la Constantine se ne va via, come era stato con Vidali, e se ne va via da casa di Yolanda con documenti, fotografie. Siamo nel 73. Siamo nel 73, in una lettera a Silvia lei descriverà questo incontro a Sylvia Thompson. Sylvia Thompson è la terza persona di questa solo scena. Qui abbiamo detto c'è Yolanda, c'è la Constantine, e Sylvia Thompson, che poi è la mia amica che mi ha lasciato questi materiali, era una comunista che ha lavorato al Partito Comunista statunitense, che aveva incontrato Vidali, come mi raccontò, a Sochi, quando era al braccio di Laura Weiss. Lei era al braccio di suo marito Bob Thompson. Bob Thompson era uno della Lincoln Brigade che era andato con altri statunitensi in Spagna, conosceva benissimo Vidali. Insomma, dopo un po' Bob Thompson morirà, e le paper sono raccontate alcune cose sulla vita, la sua vita, e morirà, ma Silvia e Vidali resteranno assieme, resteranno amici, e a un certo punto Vidali deve averla interessata, deve averla indirizzata a Los Angeles da Yolanda, e questa intesserà una lunga corrispondenza che fondamentalmente mi è pervenuta. In una di queste lettere descrive l'incontro con la Constantine e dice: era in un periodo in cui ero ammalata, seriamente pensavo, come capita a quest'età, alla morte, stavo pensando addirittura di fare un falò di tutte le lettere e le fotografie, e questa mi è venuta lì al momento giusto. Mi è sembrato che fosse un fatto importante aver trovato una persona che fosse interessata a Tina, e ho dato tutto. Poi appunto questo entusiasmo, come si diceva, e così saranno moderati per le vicende che vedremo. Comunque fondamentalmente in questo primo lancio Yolanda Modotti è importante, perché aiuta la Constantine. Quindi vediamo Vittorio Vidali, Yolanda Modotti, Constantine, questo mostro del 77 al MoMA, e poi i libri della Constantine, 3 libri su Tina Modotti, 75, 83, 93. Ecco, il successo, nelle lettere che ho ricevuto si parla molto delle prime mostre avvenute in Italia e in Europa. Vidali racconta a Yolanda, racconta a Silvia di queste mostre, li informa di queste, discutono assieme di queste mostre, e questo da una parte. Dall'altra Vidali era molto interessato a quello che si diceva a New York del lavoro della Constantine. C'erano state delle polemiche sul lavoro della Constantine. Un famoso critico del New York Times, Hilton Kramer, aveva stroncato il lavoro della Constantine, un articolo la cui tesi sta tutta nel titolo: trasformare una leggenda in una soap opera. Ci aveva accusato la Constantine di aver fatto una storia così, questa soap opera della vita di Tina, accentuando troppo gli aspetti amorosi. Una critica che sarà ripresa. Hilton Kramer era uno di destra,
che abbandonerà il New York Times dopo poco tempo perché lo considerava troppo libera, e andrà a fondare una rivista Neocon, il New Criterion, che esiste tuttora. Con questo tipo di critica sarà ripresa da destra e da sinistra, da destra dicendo niente soap opera, bisogna parlare dell'arte fotografica, da sinistra dicendo niente soap opera, bisogna parlare del suo impegno politico. Comunque Vidali era molto attento a quello che succedeva a New York. In queste lettere chiede informazioni e ti danno informazioni, e questo probabilmente contribuisce anche a cambiare forse un po' l'atteggiamento di Vidali verso la Constantin. Vidali si informa delle relazioni sulla stampa, comunica delle relazioni molto favorevoli della stampa italiana e europea sulle mostre degli anni 70, si discute del film documentario, anche qui di nuovo c'è un ping pong tra Vidali e Yolanda, si rivolgono queste due registe, un'attrice e una regista tedesca, a Vidali gli manda da Yolanda, registrano una lunga conversazione con Yolanda che sarà, questo film sarà rappresentato nell'ambito della mostra. È un documentario di 100 minuti fatto da queste due registe tedesche, e Yolanda ha un ruolo importante con una lunga intervista. Ecco, diciamo che durante gli anni '80 il successo di queste iniziative partite da Vidali, Constantin, Yolanda, fa sentire i suoi effetti con quella che i sociologi chiamano effetti perversi dell'azione sociale, nel senso che cresce il successo di queste iniziative, fa crescere fortemente la domanda di ulteriori cose da mostrare, da produrre, da esibire di Tina, e contemporaneamente quello che cresce sono anche i soldi, i prezzi delle fotografie che raggiungono nel caso di Tina Modotti valori, mi pare che sia stata la prima a sfondare il tetto di $100.000 per una fotografia, questo sul mercato statunitense. Questo ovviamente provoca anche sospetti sulle reali intenzioni delle persone che si rivolgono a Yolanda, a Vidali per avere ulteriori materiali. Ecco, Vidali stesso ha dei forti ripensamenti, lo comunica in queste lettere, su quello che ha fatto in precedenza. Dice: sono stato un pazzo ad aver dato tutto al Messico e di aver aiutato la Constantin. Dite, o disse direttamente, o dite tramite Silvia a Yolanda di farsi restituire le foto che ha date. Perché questo? Non perché avessi in mente di vendere sul mercato le foto, tutt'altro. C'è una lettera in cui dice: le donne del partito vogliono fare un festival della donna d'Arezzo, io mi trovo con poche cose da darle, insomma, perché ho dato tutto fondamentalmente. A sua volta anche Yolanda aveva dato moltissime cose alla Constantin. E poi succede che si cominciano a vedere certe foto, certe cose che Vidali commenta negativamente. Per esempio nella mostra del 78 a Roma, che è stata anche una mostra importante, Vidali dice: ho visto delle foto, io non posso giurarlo, ma quelle foto sono mie, mi si dice che sono del figlio di Weston, dice può darsi, però la Mildred Constantin ha detto che tutto il ricavato della vendita sarà poi mandato in Spagna, questa è la produzione di Vidali, e va bene, speriamo che sia successo così, però dice no, finora non ho saputo niente. Ecco, cominciano a apparire foto firmate Constantin che lui riteneva essere sue. Ecco, anche Yolanda poi lo dice in una lettera esplicitamente, cambiando idea rispetto alle prime impressioni: la Constantin non mi piace. Succede un episodio in particolare che è raccontato in dettaglio e di cui c'è documentazione nella mostra, e che è la questione della foto mai restituita. È una questione abbastanza seria anche per i suoi risvolti economici. E la foto è quella di Weston, di Tina e della madre, foto del 22, foto famosissima, qui si vede Tina con la madre,
appunto una delle foto più famose. Questa foto esiste in documentazione, cioè Yolanda dice l'ho prestata alla Constantine. C'è un'altra lettera che dice doveva fare dei ritocchi, forse non era nello stato perfetto, quindi voleva dire ancora a maggior ragione che si trattava di restituirla dopo aver fatto questi ritocchi. La Yolanda cercherà di averla indietro con una ambivalenza di fondo. In una lettera addirittura scrive: è strano che io mi proponga di avere queste foto indietro quando sto pensando di dare le mie disposizioni testamentarie, cioè di lasciare questo mondo. E allora decido in questo momento di lasciargliela. Lei l'ha presa, fa finta di dire che l'ha presa in regalo mentre deve essere un prestito per tenersela. Perché? Perché in quella casa sarà vista molto di più di quanto sarebbe vista in casa mia, e quindi questo contribuisce alla diffusione del lavoro di Tina, fondamentalmente. Ecco, succederà che con ambivalenza forse la chiede, forse non la chiede, non si sa, in realtà l'avrà una copia, che è quella che è esibita nella mia bacheca, di questa foto, che probabilmente è stata distribuita a tutti i fratelli, quella della foto che ha avuto Mercedes, probabilmente al Paul Getty Museum in California. Invece Silvia, quando va in Italia a trovare i parenti triestini di Tina Modotti, vede la foto in questa casa. Questo è Mauro Cosolo, che mi ha raccontato questa storia, mi dice che questa foto c'era sempre lì in quella casa. Probabilmente quando l'ha fatta Weston sono state distribuite copie a tutti i familiari di Tina. Una copia era lì a Trieste. Silvia si fa fare una foto di questa foto, che è quella che si vede qua nella mia bacheca, e la porta a New York, la manda a Los Angeles. Ecco, poi questa foto che è viaggiata per il mondo è tornata da Los Angeles a New York e da New York a Trieste, anzi in questo caso precisamente Udine. Quindi l'avrà in qualche modo, ma non la foto della Constantine. Cos'è successo di questa foto? Bisogna andare cauti, stare attenti a misurare le parole, perché altrimenti si corre il rischio di beccarsi una denuncia. Certamente questa foto compare nella mostra di Roma del 78 con la dicitura collezione Mildred Constantine. Nella seconda edizione del libro dell'83 invece appare un'altra edizione, Mrs. and Miss Ralph Bettelheim collezione di chi sono questa Mr. Signora e signora Bettelheim. Questo un lettore del libro non lo sa, ma Bettelheim è il nome del marito della Constantine, quindi ha cambiato edizione. Mi risulta, da quello che trovo in internet, si trovano varie tracce, che gli eredi della Constantine l'abbiano venduta. Io mi domando, in quello che scrivo prudentemente nel mio testo, non è chiaro che sia avvantaggiato economicamente di questa storia. Ho le mie idee, ma non ci sono le prove. Comunque questa storia fa sì che Yolanda sia molto prudente e sospettosa quando la gente gli chiede cose, ed ha raccontato un'altra storia di un altro documento, anch'esso questo presentato nella mostra qui, che è stato prestato e restituito dopo grandi sforzi da chi l'aveva ricevuto. Ecco, quindi diciamo sospetti, preoccupazioni da parte di Yolanda delle reali intenzioni di coloro che le chiedevano cose. Però c'era anche qualcosa d'altro che spiega l'esitazione di Yolanda in tutti questi processi. Ecco, Yolanda è stata sempre molto sospettosa che le informazioni che lei dava potessero essere usate contro Tina e contro Vidal. Ecco, questa è stata una caratteristica che traspare in tutte le lettere, c'è in molte lettere scritte a Silvia, e di resoconti della sua azione, e lì è riportato un episodio chiamato La cena italiana, in cui si vede la sua strategia per questo. Cioè lei aveva paura che
quello che lei diceva potesse essere usato per corroborare la tesi che Vidali aveva assassinato la Tina Modotti. E sta molto attenta a quello che dice e manifesta questa sua preoccupazione in moltissime occasioni. Ecco, questo è un tema che si collega ad un tema di cui abbiamo sentito parlare parecchio questa mattina, cioè la questione della spiegazione della morte di Tina. Ecco, con qualche esitazione, perché se ne è parlato tanto, voglio concludere dicendo qual è la mia opinione. La mia opinione è che si tratta di una morte solitaria, ma certo non misteriosa. Per qualsiasi altra persona di cui si disponessero i risultati dell'autopsia e di certificati di morte dei fratelli, cioè 3, che sono esibiti in questa mostra, che parlano dei danni alle coronarie, non ci sarebbe nulla da pensare. Ecco, ricordo solo che ovviamente di un'autopsia si può negare la sua validità, oppure, come fa Cacucci, citare solo una parte, la parte in cui si parla di congestione viscerale generale, dimenticandosi o non aggiungendo che nell'analisi, nella presentazione di questi dati autoptici della Hooks, lei aggiunge di aver visto anche che questa congestione era ricondotta ad un difetto di cuore. Lui dice esplicitamente non si parla di cuore. Questo, se volete, è un falso, oppure se vogliamo sfumare l'affermazione, non corrisponde al vero, punto e basta. Ecco, cosa si può aggiungere? Comunque su questo io non ho fatto particolari ricerche. Cosa si può aggiungere in base a quello che abbiamo visto o che ho visto in queste lettere? Beh, si può aggiungere che Yolanda, assieme a Benvenuto e assieme a Mercedes, sono delle persone, 3 fratelli di Tina, che hanno contemporaneamente amato molto Tina e amato molto Vittorio Vidali. Yolanda scrive, e vi sono riportati i risultati di lettere, commenti, morte di Vidali, analisi della sua figura. Ora è difficile amare 2 persone pensando che una delle 2 ha ammazzato l'altra. È una questione che gli psicologi etichettano come dissonanza cognitiva pazzesca o sbilanciamento cognitivo, a seconda delle teorie. Ecco, chiaramente Yolanda, Benvenuto, Mercedes pensavano che su cosa basavano questo loro pensiero, ma in parte, diciamo così, poteva essere etichettato come una questione di pelle. Conoscevano le persone, ci si rende conto, e poi con tutta la corrispondenza che è intercorsa tra i Modotti, con la sorella che si scriveva, con mio sorpreso ho trovato moltissime lettere che si scrivevano, avevano un'idea, se volete chiamarla una questione di sensibilità, di pelle, ma certamente oltre non possiamo liquidare come una questione di sensibilità, ridurre una questione di sensibilità, ma dobbiamo pensare che si sono fatti questi 3 fratelli, Benvenuto, Mercedes, che lavorava in casa come governante di Vidali, e Yolanda un'idea molto precisa di come erano andate le cose, quindi in base a questo non solo la sensibilità giudicava Vidali. Ecco, quindi abbiamo queste persone che molto legate a Tina, che contemporaneamente amano e stimano molto Vidali, addirittura Mercedes lavora per lui. Possiamo aggiungere anche la sensibilità dei poeti, altra cosa, ma certamente Neruda scrive questa poesia che abbiamo sentito più volte richiamare, e si tratta di una poesia che cita anche Cacucci, ma dimenticandosi di aggiungere che era dedicata a Carlos Contreras, cioè Vittorio Vidali. Quindi evidentemente Neruda non pensava. Alberti ha scritto anche lui un'altra poesia su Tina, non a caldo ma in seguito, e Alberti è stato un amico di Vidali, lo ricordo il funerale di Vidali, con la sua lunga capigliatura bianca, per tutta la vita è stato amico di Vidali. Quindi
Ecco, quello che si può aggiungere in base a quelle cose che ho visto qua sono questi dati di sensibilità umana, di opinione informata dei fatti, se vogliamo, da parte di poeti e di parenti stretti di parenti stretti di Tina. Questo può fine al dibattito? Assolutamente non porrà fine al dibattito né questo né l'intervento della professoressa Barkhausen stamattina. Il dibattito ci sarà ancora magari, però certamente può aumentare lo scetticismo nei confronti dell'affermazione che Vittorio Vidali ha avuto un ruolo colpevole nella morte di Tina. Ecco, io ho concluso il mio intervento, vi rimando a questo paper che è molto più lungo con altra documentazione. Il professor Cobalti ci aveva fornito alcuni elementi sulla riscoperta a livello internazionale di Tina Modotti, quindi io vorrei soffermarmi soprattutto sul versante italiano e vorrei soffermarmi perché c'è una rilevanza, diciamo, del tema in sé della riscoperta per la cultura fotografica e in generale per la cultura italiana, ma c'è anche un'importanza per il versante regionale, cioè per che cosa questa riscoperta ha significato per quella che posso ormai dire nostra regione. Il lavoro l'ho svolto soprattutto sull'ampia documentazione raccolta da Riccardo Tuffoletti, su cui vorrei solo ricordare il fatto che mi è stato confermato dagli studiosi qui presenti che appunto a partire dagli anni 70 Tuffoletti ha seguito molto da vicino non soltanto le iniziative internazionali ma anche le ricerche di coloro che da un lato si sono rivolti a lui e dall'altro lato con lui hanno condiviso parte delle loro ricerche, dei loro approfondimenti su Tina Modotti, per cui questo archivio si è rivelato effettivamente molto interessante. È noto che negli anni 40, perdo soltanto poche parole per dire che già negli anni 40 con la mostra che viene fatta dopo la sua morte, poco dopo la sua morte nel 42, ma anche con le mostre precedenti, Tina Modotti era conosciuta non soltanto in Messico e a lei si devono molte fotografie importanti, un'attività molto importante, anche l'attività che ha permesso di far conoscere i murales messicani al di fuori del Messico per coloro che appunto non potevano recarsi là e che li hanno quindi apprezzati e visti attraverso la sua prospettiva, la sua lente fotografica. Successivamente sono soprattutto i diari di Weston, come sappiamo, a proiettarla in un ambito più vasto, tanto che e cito qui Tuffoletti, già negli anni 40 non mancavano spunti per i ricercatori che volessero mettersi sulla strada della Modotti. Per questo motivo è interessante cercare di capire le ragioni del successivo lungo oblio e della riscoperta, che non è comunque stato un processo facile e rettilineo, non ha rappresentato un processo rettilineo. Uno degli impulsi fondamentali alla riscoperta di Tina Modotti viene appunto dall'Italia e da Udine, quando nel 71 un'iniziativa che sulla guerra civile spagnola, che cerca di parlare della guerra civile spagnola nei suoi diversi aspetti, riunisce molti studiosi e appassionati, compresi Vidali, che rendono conto di questa esperienza in una delle sue caratteristiche fondamentali, cioè l'intreccio che c'è tra la vicenda politica e la cultura, proprio come espressione di quella rinascita culturale che aveva accompagnato la storia della Repubblica Spagnola e di quella vivacità e mobilitazione degli intellettuali che, come abbiamo sentito in altre relazioni, rappresenta uno dei segni caratteristici della guerra civile spagnola. Sembrerebbe quindi in quest'ambito quasi scontato il ricordo di Tina Modotti e invece è quella una delle prime occasioni in cui ne parla in maniera ampia soprattutto Vidali, che come abbiamo sentito ha un ruolo molto importante e anche duplice, nel senso che sicuramente c'è un impulso fondamentale alla conoscenza di Tina Modotti e alla sua notorietà che viene da Vidali, ma contemporaneamente tutti i biografi hanno dovuto confrontarsi con la Tina Modotti di Vidali, cioè con l'interpretazione e anche con le sottovalutazioni per alcuni aspetti della sua attività proprie degli scritti di Vidali, che sono emersi dagli scritti di Vidali. Dopo quell'occasione venne appunto da Riccardo Tuffoletti uno degli impulsi fondamentali
alla riscoperta, o meglio l'inizio di un lavoro su Tina Modotti, che ha avuto fin dall'inizio come caratteristica specifica quella di voler considerare contemporaneamente il versante artistico, che era più consono all'attività dello stesso Toffoletti, e la ricchezza nei suoi diversi aspetti della sua biografia. Quindi con un impegno che si è differenziato rispetto a interessi in altri contesti, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno considerato la Modotti soprattutto come artista e come fotografa. Da questo impegno nasce una prima mostra e un primo volume nel 1973, appunto Tina Modotti Garibaldi artista, che rappresenta un punto importante proprio perché è una prima sintesi dell'attività di Tina Modotti nei due versanti che appunto Toffoletti ha sempre cercato di perseguire contemporaneamente. Con una notevole insoddisfazione da molti punti di vista di cui parleremo, tanto che ancora negli anni 90, a metà degli anni 90, scriveva che quello che è stato fatto tardi per i fratelli Basaldella, quello che è stato fatto tardi e male per Pasolini, non è stato fatto neppure in ritardo per Tina Modotti. Ritornerò su questo punto. Con la mostra del 73 anche gli storici, alcuni storici della fotografia iniziano a occuparsi di Tina Modotti. Settimelli per esempio parla della grande fotografa rimasta per troppi anni sconosciuta nel proprio paese d'origine, che ha meritato, scrive, un giudizio unanime, era una colta ritrattista e un'artista di primo piano che la fotografia ha dato moltissimo. Anche Zagner si esprime molto positivamente e cerca di rilanciare la figura di Tina Modotti. Scrive in particolare, cogliendo alcuni collegamenti con le avanguardie artistiche: sarà l'amicizia con i pittori muralisti messicani, scrive Italo Zagner, a stimolare la sua visività nei confronti dell'ambiente popolaresco messicano, del quale Tina offre un'immagine dolorante in chiave realistica, mitigata però da un'insistente preoccupazione geometrica, ritmica della composizione, nel tentativo di attribuire valore simbolico, epico a ogni singola immagine, come nello stile ad esempio di Paul Strand, anche lì nel Messico di quegli anni. Sottolinea Zagner soprattutto le immagini di bimbi e donne messicane, colte non in modo pretestuale, come accade invece a Weston, che appare indifferente al soggetto, di cui non ama fissare i nessi formali piuttosto che i contenuti, e su questo siamo tornati nel corso del convegno, ma per evidenziare uno status sociale. È interessante che appunto si ponga accanto a Paul Strand, quindi a dei grandi della fotografia, il contributo di Tina Modotti, anche se queste restano voci isolate, e pochi colgono anche la ricchezza di un'esperienza culturale che emerge dal contributo, dalla mescolanza di contesti culturali diversi e da un contatto soprattutto con le avanguardie. Sicuramente, come abbiamo sentito, l'oblio, il lungo oblio e anche la mancanza di volontà da parte di amministrazioni pubbliche friulane di parlare di Tina Modotti sono legate alle sue scelte politiche, cioè alla militanza comunista, e così come alle sue scelte esistenziali, che a lungo sono state considerate molto lontane e antitetiche rispetto alla morale cattolica e anche rispetto al moralismo comunista dell'epoca. Però ci sono anche altre motivazioni che hanno spinto a una considerazione insufficiente di Tina Modotti, e anche in questo caso Toffoletti ha sottolineato alcuni elementi. L'opera della Modotti, ha scritto, dopo quel tanto che fu osservato, venne dimenticata perché non rientrava in un'estetica formalista, non era compatibile con quello schema. Tina aveva negli occhi la storia del Friuli povero, del Messico degli anni '20, e nonostante una vitale esperienza californiana non poteva entrare in quella luce affascinante del sogno americano. Le sue fotografie, scrive ancora, mantengono costanti valori estetici, ma aumentano l'attenzione per il contenuto, assumono significati simbolici, traducono il soggetto in concetto. Probabilmente in tutta la storia della fotografia non esiste un artista che abbia così efficacemente coniugato l'impegno politico con il fatto estetico, senza cadute nella propaganda o nel populismo. E appunto questo legame fra arte e quindi fatto estetico e impegno politico è sicuramente uno dei punti nodali che si affrontano nella biografia di Tina Modotti.
Toffoletti ha anche sottolineato come fosse stata l'attenzione per la scuola fotografica californiana a confinare Tina Modotti a un ruolo subalterno, anche appunto per i motivi che abbiamo detto dei rapporti con Weston, ma ha anche sottolineato, e questo è evidente nel catalogo del precedente convegno del 92, dove vengono affiancate alcune fotografie, diversi elementi di anticipazione rispetto a scelte successive fatte dai grandi fotografi, e in particolare rispetto ai fotografi della Function Security Administration, che appunto documentarono gli Stati Uniti della grande crisi. Scrive a questo proposito Toffoletti: bastava osservare bene una composizione multipla, bicchieri, o la tensione sperimentale sopra una tela sgualcita, oppure il delicato rigore delle canne di bambù e delle calle, le dolci attenzioni nei ritratti. Bastava capire un altro momento creativo di Tina che pochi hanno considerato. Facciamo riferimento all'atmosfera e alla compostezza architettonica nelle fotografie del convento di Tepoztlan, oppure all'improvvista inquadratura del serbatoio numero 1, ma soprattutto alle prospettive nuove e al dinamico punto di vista di alcune immagini, opere premonitrici che appartengono ad un sentire costruttivista. Quindi da questo punto di vista Toffoletti ha cercato appunto di rivalutare il contributo fotografico, specificamente fotografico di Tina Modotti, all'interno di un tentativo, su cui poi tornerò, di svecchiare, anche di rendere meno provinciale la cultura friulana, anche la cultura appunto fotografica e la cultura dell'immagine. Gli anni 70 sono anni che proiettano, abbiamo già sentito parlare del libro di Mildred Constantine, c'è anche l'autobiografia di Pablo Neruda, Confesso che ho vissuto, che contribuisce a farla conoscere. È interessante che, come ha già ricordato il professor Cobalti, Constantine, storica dell'arte, che poi non si è preoccupata di fotografia, abbia in realtà scritto una biografia proprio perché, lo ricorda la stessa Constantine, è l'editore a chiederglielo. L'editore non aveva in mente un libro che parlasse esclusivamente di Tina come fotografa, ma voleva una biografia che facesse conoscere la vita della Modotti in tutto il mondo. Quindi in questo caso è anche l'intervento dell'editore a capire che è il momento per rendere questa biografia, diciamo, nel complesso della figura di Tina Modotti, nota anche al pubblico americano. Alla fine degli anni 70 abbiamo già sentito le iniziative negli Stati Uniti, in Italia c'è una mostra a Roma alla Galleria dell'Obelisco nel 78, viene allestito un omaggio a Tina Modotti appunto in quell'occasione. Nello stesso anno ad Arezzo viene allestita un'altra mostra al Festival Internazionale della Donna, e a Washington e New York la mostra Photography of Mexico, Modotti, Strand, Weston colloca appunto nell'empireo, possiamo dire, della fotografia Tina Modotti. La mostra più significativa però come quantità di opere e impegno specifico sull'artista è del 79 ed è quella promossa da Toffoletti, che viene accompagnata dal libro Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria, e che poi inizia a girare in Italia e all'estero, ed è un contributo molto importante perché appunto in molte città italiane e straniere si riesce effettivamente a vedere, si riescono a vedere direttamente le fotografie di Tina Modotti. Sempre con un'attenzione della stampa abbastanza incerta, sia perché molti si soffermano o solo sulla fotografa o solo sulla biografia, sia perché non c'è comunque un riconoscimento unanime e una collocazione di Tina Modotti nella storia della fotografia, se non molto tardi. Negli anni 80 viene realizzato il documentario di cui abbiamo già parlato, abbiamo già sentito prima, così come esce il ritratto di donna di Vidali, contributo appunto essenziale e momento in cui anche il versante fotografico inizia ad essere analizzato in maniera sistematica da una serie di studiose che affrontano la biografia di Tina Modotti dal punto di vista scientifico, e cioè sulla base di una serie di ricerche, di serie documentazioni, secondo appunto
un approfondimento analitico che si differenzia invece dai molti usi di cui è oggetto la Tina Modotti, spesso soprattutto per riaffermare le convinzioni di chi utilizza quella biografia per appunto per sottolineare le proprie convinzioni, più che per cercare di capire nella sua complessità una vicenda umana che, come abbiamo sentito, attraversa stagioni molto intense e molto differenziate fra loro. Sono opere di impianto scientifico e possiamo soltanto citare le varie autrici. La cosa interessante è anzitutto che le biografe sono delle donne, sono autrici, e in secondo luogo che sono tutte donne appartenenti alla cultura di altri paesi, con l'eccezione di Letizia Argenteri, che però ha studiato all'estero, si è formata all'estero, ha insegnato all'estero, e quindi in qualche modo è comunque, credo di non sbagliare, strettamente legata anche alla cultura statunitense, alla cultura americana. E infatti, se leggiamo i loro nomi, dobbiamo parlare di Christiane Bachhausen-Canali, di Margaret Hooks, di Elena Poniatowska, di Patricia Albers, di Letizia Argenteri. Le attività per la riaffermazione del valore della biografia e delle opere di Tina Modotti si articolano anche grazie alla creazione del Comitato Tina Modotti, che nasce nel 1989 e che fa conoscere anche un'attività che forse tutti sono d'accordo nel considerare secondaria per Tina Modotti, e cioè la sua attività di attrice cinematografica. Vengono proiettate per la prima volta in Europa The Tiger's Court, e soprattutto viene organizzata da parte del comitato una grande mostra in occasione del 50° della morte che ha per titolo Tina Modotti, vita e fotografia. Appunto anche nel titolo c'è questa dicotomia, questa duplice prospettiva, accompagnata da uno dei migliori lavori fotografici che è Perché non muore il fuoco. Anche questa mostra viaggia in tutta Italia, si perderà molto tempo soltanto a citare le città che vedono l'allestimento di questa importante mostra, e comunque non soddisfa in pieno Riccardo Tuffoletti, la cui credo determinazione era significativa, era da tutti conosciuta nel voler affermare l'importanza di Tina Modotti. A tutt'oggi, scrive ancora nel 92, è possibile sostenere che non è avvenuto il pieno riconoscimento della sua personalità di donna, migrante, artista, militante e combattente per le libertà politiche e personali. Per vari aspetti è indubbiamente un personaggio scomodo, un giudizio molto negativo che però non dà conto del lavoro in primo luogo dello stesso Tuffoletti, che in realtà aveva anche contribuito a cercare di superare questa situazione. Gli inviti vengono anche da altri paesi, vicino a Barcellona, a Granollers c'è una grande mostra, poi a Los Angeles, poi ci sono collaborazioni ad altre mostre, e c'è nel 98 quella che Tuffoletti vuole definire la donazione al popolo cubano, appunto al popolo, della mostra di Tina Modotti, che si realizza alla Galleria Modotti del Teatro Meglia, quindi insomma la stessa denominazione dei luoghi suggerisce l'importanza del ricordo di Meglia e della Modotti, e anche l'importanza di questa mostra. E poi l'approdo anche in Messico della stessa mostra, in occasione della mostra organizzata alla 22esima Fiera Internazionale del Libro nel 2008 e nel 2009, dove la mostra su Tina Modotti viene accolta come una delle eccellenze italiane, e quindi questo rappresenta anche un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano, del Ministero degli Esteri, del ruolo del Comitato Tina Modotti e della figura di Tina Modotti. Claudio Nattori ha già parlato del convegno internazionale che si svolge nel 1993. Io aggiungo soltanto che è un convegno che affronta dal punto di vista scientifico e vuole porre le basi dello studio di Tina Modotti e del suo tempo e della complessità, possiamo dire, del suo tempo e delle vicende che ha attraversato. Su questo Tuffoletti ha scritto in maniera molto chiara: abbiamo organizzato il convegno internazionale non ancora per scrivere la biografia definitiva, ma per dare un'iniziale impostazione e un quadro storico a quanto si farà in futuro, quindi con un'attenzione che è proprio dello storico, perché il volume di atti si è evoluto
è stato voluto e ha rappresentato un punto di riferimento importante, necessario per chi voglia appunto studiare Tina Modotti del suo tempo dal punto di vista dal punto di vista storico e non da diversi punti di vista. E in questo le iniziative di Toffoletti si sono molto differenziate da altre in Italia che hanno invece riproposto senza novità dal punto di vista interpretativo, ma neppure della ricostruzione del contesto, la vicenda di Tino Modotti, oppure che hanno cercato di utilizzare la figura di Tina Modotti per un facile successo legato alla riproposizione di ipotesi, illazioni che sono state a lungo proposte a proposito di Tina Modotti, a proposito di Vittorio Vidali, ma che in realtà noi possiamo ritrovare tranquillamente nella stampa. Qui a Udine c'è una raccolta, esistono anche delle raccolte di questa stampa, della stampa messicana subito dopo la morte di Tina Modotti. Quindi in qualche misura, come dire, non si inventa niente di nuovo, anche quelli che hanno proposto grandi scoop in realtà hanno riproposto illazioni che già la stampa di destra messicana aveva proposto. Un capitolo particolare per la storia della cultura friulana riguarda il fatto che le amministrazioni comunali per lunghi decenni non hanno voluto occuparsi e valorizzare Tina Modotti. Il comitato, ha scritto Toffoletti, ha avanzato la richiesta al comune nel 96 al comune di Udine affinché il nuovo teatro della città natale venga intitolato a Tina e nel museo cittadino della fotografia venga costituito un fondo Modotti. Entrambe le richieste sono state ignorate. Analogamente nel 2004 e 2005 vi fu la possibilità di acquisire la casa natale di Tina, non come semplice ricordo, ma per renderlo un centro studi, un centro di attività culturali, che è qui in via Perchiuso, una laterale di questa via Tomadini dove siamo ora. E anche questo tentativo fatto dal comitato Tina Modotti è caduto nel nulla, prima per mancanza di iniziative del comune, poi la casa è arrivata in eredità all'arcivescovado e ci sono delle divertenti lettere di Toffoletti che varrebbe la pena di leggere, che spiegano appunto agli ignari destinatari del vescovado chi fosse Tino Modotti e perché forse sarebbe importante conservare la sua casa. Lettere che però non trovano risposte adeguate. Questo anche in un contesto, si può dire, non voglio essere polemico, ma dove noi sappiamo ci sono moltissime iniziative che partono dalla valorizzazione del turismo culturale, dalla valorizzazione di tutti i luoghi che possono avere a che fare con la storia, una valorizzazione in cui spesso è più importante la speranza dell'arrivo di turisti che l'attenzione per i luoghi in sé, ma appunto anche in questo contesto dove si puntano a restaurare molte trincee che nell'area non mancano, non si è potuto invece intervenire con una iniziativa nel centro cittadino, così come tante altre città fanno, anche per personaggi molto meno noti, meno illustri, che vengono valorizzati e i cui luoghi servono appunto per iniziative culturali. È interessante che queste iniziative siano state, Toffoletti abbia seguito anche le iniziative all'estero, in particolar modo c'è un convegno internazionale nel 2008 alla California University di San Diego, ed è interessante la sua valutazione. Ha trovato un appunto, e quindi insomma è una citazione, ma è la citazione di un rapido appunto, in cui a proposito di questa iniziativa scrive: sono compartimenti strani se non dialoghi tra sordi, mentre nel 93 a Udine, perché a San Diego non c'erano gli storici, gli americani non fanno storia ma ricerca di identità. Quindi un giudizio della prospettiva di questo convegno molto diverso dalla prospettiva che aveva perseguito lo stesso Toffoletti. Anche dopo il centenario della nascita, scrive Toffoletti, possiamo affermare che in terra natale non è mai avvenuto il riconoscimento ufficiale della sua personalità umana, artistica e politica, e questo quindi è anche un motivo in più per essere contenti che invece in questa occasione la regione e il comune si siano attivati ed avevano appoggiato un'iniziativa che peraltro è venuta essenzialmente nella sua impostazione e progettazione dal comitato Tina Modotti.
che il Comitato Tina Modotti sia stato attivo e abbia avuto un ruolo nella cultura regionale è testimoniato dalle molte altre iniziative, per esempio il film Che viva Mexico di Sergei Eisenstein, e così come i dibattiti su temi importanti della cultura contemporanea, anche sulla riunificazione della Germania, a cui partecipò Enzo Collotti. E mentre un ulteriore momento che va ricordato è il ritrovamento delle fotografie lasciate in eredità da Panduran Kankoje, che diede luogo appunto a Nuova Delhi a una grande mostra nell'ottobre del 2012, e che nasce appunto dal ritrovamento delle foto nel baule, in uno dei suoi bauli da parte della figlia, e che noi oggi abbiamo riproposto in parte qui alla mostra. Anche la mostra che è oggi allestita nasce appunto sulla base di un progetto di Toffoletti. Quindi direi non è necessario sottolineare ulteriormente lo spessore e la continuità delle sue iniziative. Oggi siamo in una situazione completamente diversa e forse sicuramente le biografe che si sono occupate di Tina Modotti possono dire molto più di quanto io non possa sul fatto che oggi Tina Modotti è diventato un mito, nota al di fuori del paese, però appunto proprio perché è un mito è stato oggetto di un'attenzione che spesso restituisce solo parzialmente lo spessore della sua esperienza umana e artistica, e quindi diciamo la prospettiva scientifica di studio della Modotti e la prospettiva proprio della storia della fotografia resta fondamentale, anche nonostante questa grande notorietà che oggi la Tina Modotti ha conseguito. Possiamo dire che ci sono tre elementi che hanno reso difficile la riscoperta di Tina Modotti. Il primo è una difficoltà intrinseca di lettura, perché proprio per i ruoli che ha svolto non abbiamo sempre una documentazione ampia e costante della sua attività. E in questo c'entra sicuramente, io credo, ma me lo confermeranno le sue biografe, c'entra sicuramente anche il fatto di essere donna, cioè di aver svolto, per esempio nel Soccorso Rosso Internazionale durante la guerra di Spagna, ruoli molto importanti, contemporaneamente senza però avere le responsabilità che avrebbe meritato, e anche negli organigrammi in cui erano soprattutto gli uomini a comandare e ad avere un ruolo decisionale in apparenza, nonostante appunto il ruolo molto importante. Quindi c'è una difficoltà intrinseca di lettura, e anche il fatto, e qui vorrei citare Letizia Argenteri, che il fenomeno Modotti è difficile da ricostruire perché concentra un numero infinito di luoghi e identità, di cui molte segrete, e tocca almeno 4 aree chiave: la storia dell'immigrazione, la fotografia, la storia delle donne e la politica, in un melange che lo rendono il prototipo del soggetto multiculturale per eccellenza. Il secondo motivo di dimenticanza, di oblio, è sicuramente l'avversione da parte di molti per le sue scelte politiche, per le sue scelte appunto militanti, così come per le sue scelte esistenziali, come ho detto, lontano dai canoni della morale cattolica e non solo. E infine vi è stata la difficoltà di collocarla in una cultura fotografica nella quale si era formata, ma assumendo però una collocazione autonoma e originale. Lo stesso Piero Berengo Gardin ha scritto inoltre che alla Modotti forse non interessava tanto fotografare quanto soprattutto vivere di fede la propria vita, di cui l'immagine era solo parte occasionale. E anche Enzo Collotti ha ricordato appunto un saggio importante sul movimento di passaggio sulla Germania, in Germania nel 1930, come appunto a un certo punto per Tina Modotti l'impegno politico non può essere più risolto soltanto con gli strumenti dell'arte, e quindi c'è anche questo momento di crisi che è sicuramente difficile da comprendere e complesso da ricostruire. Poi ci sono anche altri elementi: il fatto che abbia operato in Messico, lontano dai grandi centri della cultura fotografica come sono gli Stati Uniti e l'Europa, e sicuramente il fatto di essere stata considerata parte, soprattutto da alcuni, parte della biografia di Weston. Per concludere,
direi che sicuramente è comunque sorprendente che in Friuli l'attenzione sia stata così difficilmente suscitata dalle iniziative di Toffoletti e del Comitato, anche perché in Friuli ci sono molti enti e istituzioni costantemente impegnate a valorizzare tutto quello che può essere catalogato sotto il polisemico concetto di friularità, e quindi non è certo una regione in cui le eccellenze regionali vengono facilmente dimenticate. È importante tutta questa attività svolta su Tina Modotti anche perché ha contribuito ad affrancare, a modernizzare, io credo, la cultura fotografica del Friuli e a affrancarla anche da molti pericoli del provincialismo. Da questo punto di vista l'attività del Comitato e l'attività di Toffoletti è stata anche importante proprio come strumento per affrontare attraverso la riscoperta di Tino Modotti in maniera originale i problemi dell'immagine e della fotografia, e per inserire in qualche modo il Friuli anche in un dibattito nazionale e internazionale. Di questo sforzo, su questo sforzo vorrei leggere per concludere alcune righe dello stesso Toffoletti, che testimonia questo desiderio e anche la sua capacità di andare a controcorrente e di sfidare un po' quello che era più comunemente accettato. C'è una lettera del 1981 in cui parla della storia fotografica del Partito Comunista allora pubblicata, e in cui il Friuli aveva un ruolo quasi inesistente, e a questo proposito scrive: probabilmente dal Friuli è stato mandato poco o niente. Mi sono chiesto come e che cosa ha catalogato l'ANPI in tutti questi anni. Non mi risulta che nelle federazioni della regione e nelle sezioni sia mai stata fatta opera seria di catalogazione. Anni fa, quando cercavo materiale per la mostra sul movimento di liberazione, ho scoperto che la federazione di Udine non possedeva nulla, nemmeno l'unità dei mesi precedenti. Sono convinto che in Friuli la sinistra in generale è abbastanza sprovveduta sui problemi dell'immagine e della cultura figurativa in generale. Il Friuli intero, in tutti gli ambienti politici, è molto arretrato su quelli che sono i problemi dell'immagine, problemi che nel mondo intero sono scoppiati in questi ultimi anni e presentano grandi difficoltà di lettura. Noi siamo tagliati fuori da troppe cose. Gli stessi ambienti cosiddetti artistici friulani, oltre ad essere provinciali, rappresentano un'isola autarchica sotto il profilo culturale ed economico e non hanno alcun collegamento con le esperienze che si fanno altrove. Quindi il problema, conclude, è politico in senso profondo. Temo che oggi si stia pagando gli errori di ieri. C'è un recupero enorme da fare e le forze disponibili sono poche. Si tratta di intraprendere una politica culturale che non abbia paura delle novità né di andare a controcorrente, perché i frutti si raccolgono sempre quando la linea è buona e frutto di un'analisi seria. E questo secondo me è un modo in cui Tina Modotti ha dato quindi anche un contributo di rilievo alla crescita culturale del proprio paese di origine, da cui, come sappiamo, non è più tornato dopo il suo spazio. Grazie.